L'acqua è un bene primario e quando viene a mancare ci si rende conto quanto sia indispensabile. Chiedevo se tolgono l'acqua qui, Sì, la tolgo. ho capito. Cose da pazze? A rendersene conto sono in tanti, più di altri sono i residenti di Via Manin, nel centro storico di Treviso. Transenne e ruspe del cantiere in piena attività hanno creato disagi fra residenti e commercianti. Dopo essere rimasta chiusa a lungo questo inverno, Via Manin era finalmente stata riaperta. Ora nuovo stop per consentire ad ATS di completare l'intervento, ma questo causa anche l'interruzione dell'erogazione dell'acqua. Ieri dalle 13 alle 17:30 sono rimasti senza la fornitura del servizio in via Castelmenardo e via Risorgimento. Domani altra giornata di passione. Dalle 9 alle 17:30 nuova sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile in via Paris Bordone, piazza Pola, via Castelmenardo, in parte di via Manin e in parte di via Calmaggiore. Lavori che si augurano in molti finiscano in tempi brevi. Siamo nel mezzo del cantiere. Che speriamo. Sta andando? Sta andando che la clientela ovviamente passa meno e speriamo insomma che il disagio del cantiere intorno al negozio passi in fretta. Domani chiuso. Domani chiuso. L'acqua va via dalle 9 alle 5:30 del pomeriggio, quindi. Ma devo dire che un po' di problemi ci hanno causato per la clientela che si lamenta di questi lavori ripetuti più volte, iniziati a settembre, poi lasciati in sospeso, poi ripresi a ottobre, a novembre, sospesi a metà dicembre durante le feste, ripresi adesso a gennaio. Chi ha l'attività si sta lamentando molto, scrivendo chiusa via Manin, la via principale di Treviso, la gente dice ma allora non passiamo di là. Io ho avuto un calo di clientela e non riesco a capire come mai un lavoro così semplice si sia prolungato per 5 mesi. Speriamo insomma che sia solo un giorno e non di più. No, hanno scritto una settimana, spero che siano anche meno. Bisogna sperare che il tempo non peggiori. In caso di maltempo i lavori saranno posticipati al successivo giorno lavorativo.